Contro l'incubo dei blackout arriva il generatore in bolletta, l'idea di Confcommercio Belluno Dolomiti, che ha lavorato mesi ad un progetto innovativo. Ai propri associati garantisce, attraverso una convenzione con i fornitori di energia, il risparmio sulle bollette energetiche e lo strumento per non restare mai al buio. Energia che viene dalle Dolomiti, energia che viene prodotta da fonte idroelettrica, quindi totalmente rinnovabile, e la seconda cosa è potersi dotare di un gruppo elettrogeno in grado di sopperire eventuali mancanze di fornitura dell'energia elettrica, e questo lo facciamo attraverso uno sforzo finanziario importante. Noi sosterremo il costo per l'acquisto del generatore, questo verrà poi messo in bolletta su una durata che va dai 5 a 10 anni a seconda di quelle che saranno le esigenze dell'albergatore o dell'operatore economico che vorrà sottoscrivere la nostra offerta. Il generatore diventerà di proprietà terminato il periodo stabilito dal contratto, è prevista la possibilità di recesso, nessun timore per l'assistenza, anche alla luce di una domanda amplificata dall'emergenza dell'inverno. C'è stata tutta una escalation fondamentalmente di richieste dall'area montana, quindi in particolare dalla zona bellunese. Visa nel giro di 15-20 giorni ha consegnato oltre 100 macchine. Sappiamo tutti qual è il momento adesso monetario finanziario, chiaramente ad avere un apparato di emergenza senza avere un esborso fondamentalmente finanziario immediato. Siamo noi che interveniamo in caso di manutenzioni sia ordinarie che straordinari. Nel giro di un paio d'ore interveniamo. Insomma, basta di servizi, la montagna deve restare accesa per residenti e ospiti. Oggi si può avere l'energia, un contratto elettrico di energia elettrica, con un generatore a garanzia che il servizio è continuativo, no? Questo a maggior ragione è importante in questa fase di mercato dove le imprese non hanno i soldi per comprare un generatore. Cosa molto seria, una cosa che aprirà la strada in un nuovo modo di vendere energia. Quindi siamo orgogliosi e Belluno di averlo fatto.